Ben ritrovati con Parliamone, il programma della FNP e CISL pensionati di Pordenone. L'attualità, i servizi, la fiscalità, i temi d'attualità. E chi meglio allora di Loris Pasut, diciamo il deus ex machina di questa iniziativa, di questo programma in collaborazione con Telefriuli, che saluto e ringrazio, può insomma così condurci, prenderci per mano nei tanti argomenti e neanche nelle tante difficoltà che quotidianamente trovano i cittadini che si rivolgono nelle tante sedi della FNP e CISL della destra tagliamento. Loris, ben ritrovato e grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi, grazie agli operatori di Telefriuli che ci ospitano e ci permettono di entrare nelle vostre case per in qualche maniera rappresentare i nostri servizi, le nostre attività. Ecco, una puntata di Parliamone, ci troviamo oggi nella sede CISL di Azzano, in via Rimembranze numero 23. Questa sede è aperta tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 10:30 e dentro questa sede lavorano, operano i nostri volontari, gli operatori INAS per gli aspetti fiscali, per gli aspetti previdenziali, gli operatori CAF per gli aspetti di fiscalità. È un'attività che viene garantita, che viene in qualche maniera promossa dai pensionati della CISL, la FNP CISL, ma non tanto per promuovere questa categoria, quanto per in qualche maniera prestare un servizio alla CISL come sindacato, un grande sindacato che declina al suo interno tutta una serie di attività, inclusi i servizi. Ecco, i servizi sono il fiore all'occhiello del nostro sindacato. Servizi che vengono in qualche maniera svolti da operatori volontari ma anche da dipendenti. La collaborazione tra le due realtà è la chiave di volta della nostra capacità di interloquire con il territorio. Vi voglio presentare adesso una nostra operatrice, una nostra collaboratrice, Teresina De Munari, che opera da tempo con noi. Lei vi racconterà il suo essere presente qui, ma ci parlerà anche di qualche caso specifico che, grazie anche alla sua abilità, siamo andati a risolvere e in qualche maniera a rispondere a chi ci poneva delle domande su problemi che vivevano. Insomma, ecco, se venite con me ve la presento. Uno dei temi che affrontiamo, uno dei vari problemi che viene affrontato in queste sedi, per esempio riguarda le pensioni estere. Cittadini che hanno lavorato all'estero non trovano la strada per avere il ristoro dei loro contributi versati in altri paesi e hanno bisogno di un sostegno. Ecco che qui ci troviamo nell'ufficio di Teresina De Munari, una nostra volontaria, che ci parlerà del caso specifico. Prego. Io faccio parte della FNP CISL di Azzano Decimo già dal 2015 e in buona sostanza il mio servizio è di prima accoglienza, ossia tutte le persone che si rivolgono a noi ci spiegano le loro necessità. Noi cerchiamo di capire e di indirizzarli verso i servizi fiscali o assistenziali dell'INAS affinché le loro esigenze vengano esaudite. Allora, noi riusciamo a dargli tutti gli elenchi dei documenti che servono per fare le specifiche pratiche, prendergli gli appuntamenti e fare in modo che queste persone arrivino davanti all'impiegato con tutta la documentazione necessaria affinché la pratica venga svolta subito nella sua completezza. Bene, parlando appunto del caso specifico delle pratiche del Canada, che cosa ci dici, Teresina? Io quando sono venuta qui in questo ufficio sono venuta a conoscenza che nel dopoguerra molti residenti azzanesi, causa le ristrettezze economiche, sono emigrati in Canada, oltre in altri stati europei e mondiali. Solo che il Canada è uno stato che è burocrate, perché sembra che solo in Italia ci siano
ci sia una burocrazia così macchinosa. E invece le persone che hanno lavorato per alcuni anni in Canada, molti sono ritornati in Italia, pertanto ora sono anziani e percepiscono la pensione dal Canada. Solo che il Canada è uno Stato che 1 o 2 volte l'anno manda un plico di documenti a questi pensionati, tutto scritto in inglese e solo in inglese, e pretende la compilazione di moduli che devono essere rispediti entro una certa data. Pertanto ogni anno loro, ormai anziani, abbastanza in difficoltà, vengono qui a farsi compilare i moduli. Pertanto sono riuscita già dai primi anni che sono qui a organizzare con degli appuntamenti questa compilazione di moduli, e anche in questo mese alcuni pensionati hanno ricevuto della documentazione da dover compilare dal punto di vista fiscale e rispedire, e quindi organizziamo anche queste particolari come si dice, piccoli documenti, perché una compilazione di moduli, ma sono tutti scritti in inglese, e quindi io mi accordo con il CAF affinché un impiegato venga qui ad Azzano a compilare a queste persone ormai anziane questi moduli, perché appunto ero anch'io convinta un tempo che l'Italia fosse un paese molto burocratico, il più di tutti, e invece se si viene a conoscenza con altre realtà ci si rende conto che anche gli altri paesi hanno le loro richieste ai cittadini, e quindi talvolta senza sapere, così per sentito dire, si continua a ripetere delle cose che magari non sono proprio così. Molto bene. E allora abbiamo risolto qualche caso sì, e dando sì, anche soddisfazione alle abbiamo, persone. sì, perché dopo i vecchietti, che appunto sono una categoria fragile, sono tutti soddisfatti, e questo ci dà piacere anche noi che facciamo questo servizio di volontariato. Bene. Grazie Teresina. Prego. Io vi accompagnerei in un'altra realtà, in un altro luogo dove operano altre persone. Ecco, se mi seguite vi presento un'altra persona. Uno dei casi che affrontiamo in questi uffici riguarda l'imbroglio, chiamiamolo così, telefonico, che diversi cittadini si trovano ad affrontare. Abbiamo cittadini che ricevono telefonate da fantomatici gestori di servizi telefonici, di luce, di gas, che ignari e di fronte a una dialettica abile si ritrovano poi ad essere utenti contemporaneamente di più gestori, naturalmente con un aggravio economico importante. Una persona, anzi più di qualcuna, si è rivolta a noi perché anche spaventata dice: che cosa mi sta succedendo? Sono arrivati da noi e hanno trovato in qualche maniera risposta. Parliamo di un caso specifico che è stato affrontato da un nostro collaboratore che vi voglio presentare, Renzo Marson, e che vi racconterà il fatto. Prego. Ecco, io, come ha già detto il collega, mi chiamo Renzo Marson, sono un collaboratore dell'FNP della CISL da circa 2 anni, da appena andato in pensione, e frequento, diciamo, questa sede in modo abbastanza continuo e cerchiamo di affrontare i problemi, le problematiche che vengono fuori giornalmente. Una di queste problematiche, come anticipava il collega, è proprio quella delle utenze telefoniche, delle utenze elettriche e quant'altro. Nel caso specifico, un paio di mesi fa è arrivata una signora abbastanza preoccupata, quasi disperata, perché aveva verificato che aveva in piedi contemporaneamente 3 utenze elettriche. Al che ho detto: ci diamo un'occhiata, è una cosa
purtroppo possibile di questi tempi. E se viene un giorno successivo e ci porta le varie bollette, ci diamo un'occhiata e vediamo cosa possiamo fare. È tornata, abbiamo controllato, effettivamente lei telefonicamente aveva dato il benestare per fare il cambio dell'utenza, però tutto si è un po', come dire, incancrenito e le bollette continuavano ad arrivare. E a questo punto abbiamo cercato anzi siamo riusciti a mandare via le disdette delle singole utenze, anzi le abbiamo disdettate tutte quante, e una volta sistemato il tutto abbiamo fatto fare un contratto nuovo con una compagnia un po' più seria, diciamo, perché queste cose non sono sicuramente delle cose che vanno bene soprattutto nei confronti delle persone che sono abbastanza fragili, come possono essere gli anziani o le signore o comunque le persone sole, che non sanno come venirne fuori. E il tutto è andato a buon fine fortunatamente, quindi questo è uno dei casi che abbiamo effettivamente affrontato e risolto nel nostro piccolo. E questo ci dà soddisfazione perché sono cose che ci rendiamo conto sono molto importanti, soprattutto nei confronti delle persone che non hanno qualcuno che le può seguire direttamente, e noi siamo qua a loro disposizione anche per questo. Bene, quindi un altro caso risolto. Volevo ricordare che noi abbiamo messo in piedi, abbiamo attivato un sistema di telefonia che ci permette di interloquire con gli utenti, possono chiamare sempre a varie fasce di orari e trovano sempre dall'altra parte qualcuno che risponde per le loro necessità. Ed ora vi accompagno, perché noi siamo i pensionati CISL, lavoriamo quindi non solo con i pensionati ma con i servizi, ma i nostri volontari, ecco, abbiamo anche una necessità di avere delle new entry, insomma, in qualche maniera, per dare un ricambio, anche per dare soddisfazione, perché andare in pensione qualche volta è bello, ma dopo un periodo uno ha bisogno anche di sentirsi utile e anche di fare del volontariato. Andiamo a conoscere un nostro volontario che è uno di questi casi che si è prestato a questa opera di volontariato. Mi seguite? Come vi dicevo, la nostra categoria ha bisogno di ricambi e di nuovi volontari, di nuovi operatori. Ecco che vi presento Giuseppe Ballardin, un nostro nuovo collaboratore. Lascio la parola a lui. Mi chiamo Giuseppe Ballardin e sono da poco, faccio parte di questa famiglia delle FNP pensionati e posso raccontarvi come sono entrato, come sono arrivato a fare questo servizio. Sono in pensione da un anno e mezzo circa e avevo sempre l'obiettivo quello di poter fare qualcosa per il prossimo o iscrivermi a qualche associazione, eccetera. Sono venuto a contatto, insomma, con delle persone della CISL e mi hanno proposto questo servizio da poter svolgere nella sede di Azzano Decimo. Ho dato disponibilità e quindi in questo momento attualmente opero per un giorno alla settimana e faccio le stesse cose dei colleghi che avete visto prima, rispondendo al telefono o direttamente con il contatto con gli utenti. E cerchiamo di risolvere i loro problemi. E questo è quello che ci tengo molto, perché dare qualcosa al prossimo, soprattutto per gente un po' fragile o comunque che ha difficoltà nel risolvere queste cose, è indispensabile e spero tanto che ci siano anche altre persone che possano arrivare a fare questi servizi, persone pensionate chiaramente. Grazie. Grazie Giuseppe. Avete sentito, la galassia della FNP CISL pensionati di Pordenone offre tanti servizi, tante opportunità, ma soprattutto come una zecca garbugli
va in fondo alla situazione e cerca di risolvere i problemi di tutte le persone, in particolare quelle maggiormente fragili, pensione, fiscalità, ma soprattutto anche queste fantomatiche truffe telefoniche. Di questo abbiamo parlato oggi, abbiamo parlato con gli operatori della FNP, ma soprattutto anche con Loris Pasuto, un bilancio importante, per l'occasione anche per avvisare i nostri gentili telespettatori che proseguiremo questo programma già a partire con i prossimi appuntamenti la settimana Certamente prossima. sì, la settimana prossima ci sarà un'altra puntata di questa trasmissione. Ci auguriamo che possa essere utile per tutti, perché noi non lavoriamo solo per i pensionati, lo voglio ricordare e ribadire sempre. Noi siamo al servizio di un grande sindacato che è la CISL, che opera per tutti, quindi anche per le categorie e per tutti i cittadini che hanno bisogno di aiuto. Avete sentito voi con le vostre orecchie, ecco, i problemi che affrontiamo e che risolviamo anche. Quindi un arrivederci alla prossima puntata e grazie di tutto. Parliamone termina qua, grazie per l'attenzione, alla settimana prossima.